del Ross sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto con 5 veneti arrestati, shock a Mogliano per il coinvolgimento del presidente della squadra dell'Union Pro. La società lo difende, è innocente, siamo con lui. Tragedia sul lavoro in una fabbrica di Cessalto, 40enne operaio, padre di famiglia colto da un malore, cade e batte la testa a terra, inutili tentativi di salvarlo. Inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone sulla manodopera illegale, 17 aziende trevigiane coinvolte, gli operai reclutati tra stranieri e lavoratori del sud Italia. Il rogo di Riese, area posta sotto sequestro, indagini sulle cause, danni per milioni e oggi un nuovo sopralluogo di ARPA, resta l'incognita per i 40 posti di lavoro a rischio. Municipi che vanno letteralmente a pezzi, puntelli non solo a Castelfranco dopo il crollo di novembre ma anche nella sala consigliare di Villorba. Un'azienda privata dona al comune il progetto di riqualificazione di Santa Maria del Rovere, la mossa potrebbe risolvere la patata bollente del blocco dei 14 milioni per le periferie. Il caso dell'anziana caduta al Museo di Santa Caterina per un gradino non segnalato dopo le parole della donna, la risposta dell'assessore Michelan, verificheremo le responsabilità. Automobilisti sempre più distratti alla guida ma anche negligenti, e questa è una delle cause maggiori degli incidenti, un bilancio con ombre e luci per la Polizia Stradale di Treviso nel 2017. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi, la cronaca in primo piano, l'inchiesta sull''ndrangheta che ha portato alla luce ramificazioni anche nella Marca, gli arresti domiciliari, il presidente del Mogliano Calcio, il direttore generale della società dice è innocente e al più presto intende chiarire la sua posizione perché la sua immagine ne esca pulita. Vediamo. Lui non c'entra niente, prova di fatto che farà anche una conferenza stampa appena possibile quando avrà parlato col giudice per spiegare tutte queste situazioni. Marco Gaiba intende chiarire al più presto la sua posizione prima con il giudice e poi alla stampa, perché quelle accuse cadute sulla sua testa pesano come un macigno. Secondo la procura di Catanzaro, a capo dell'inchiesta sull''ndrangheta, Gaiba avrebbe fatto da prestanome per creare società che sarebbero servite all''ndrangheta per riciclare il denaro della malavita. Ma chi lo conosce non crede a tutto questo, come Alessandro Lunian, che oramai da quasi 15 anni è legato a Marco Gaiba non solo dalla passione per il calcio e la guida della FC Union Pro, ma anche da una profonda amicizia. Per poche persone sarei pronta a mettere la mano sul fuoco, ma per Marco lo farei sicuramente, afferma Lunian. Addirittura è parte lesa, si è trovato coinvolto, suo malgrado, in questa brutta faccenda. Nel suo DNA sarebbe impossibile pensare che qualcuno gli potesse fare una cosa che non va bene. Gaiba ora si trova agli arresti domiciliari, poche le persone con le quali può parlare, a loro ha espresso la sua estraneità ai fatti e la sua completa innocenza. La società di calcio di cui è presidente sulla pagina web ricostruisce i fatti che risalgono al 2012, quando, si legge nella nota, Gaiba ha avuto delle quote in una società che aveva creato a Cirò Marina con una persona che ora è stata accusata di far parte dell''ndrangheta. Quando ho capito che però la cosa non era, non recuperava i soldi e addirittura la cosa non gli piaceva, a un certo punto ha cercato di rientrare delle quote, ma questa persona non aveva i soldi per dargliele, e allora lui, pur di liberarsene, gli ha lasciato tutto quanto. Vedersi sbattuti in prima pagina con accuse così pesanti fa male, continua Alessandro Lunian. Speriamo che il prima possibile Marco possa chiarire la sua posizione, anche se la sua immagine ormai è macchiata, ma l'unica sua colpa, se così si può dire, spiega il dirigente, è quella di aver avuto fiducia nelle persone sbagliate. Ci crede nelle persone, non è andato a valutare alcune cose che sarebbe stato meglio magari controllare con che persone aveva a che fare. In queste ore nella chat della società tanti messaggi di solidarietà e vicinanza di allenatori e dirigenti dell'FC Union Pro nei confronti del loro presidente. Noi lo aspettiamo, dice il direttore generale della società, e anche i genitori degli oltre 400 iscritti, tutti convinti della sua innocenza. Siamo sicuri che questo succederà perché lo conosciamo. Ed ora la tragedia che si è consumata in tarda mattinata in un'azienda di Cessalto, un operaio ha perso la vita forse a causa di un malore, vediamo. Alla BFR meccanica di Cessalto nessuno ha voglia di parlare. Fuori una macchina dei carabinieri, dentro lo shock e il dolore per quanto accaduto questa mattina intorno alle 13:30.
Una tragedia che proprio i militari dell'Arma stanno ricostruendo, ma dalle prime informazioni sembra che Simone Nicolini, 40 anni, di San Stilo di Livenza, operaio nell'azienda che effettua lavorazioni meccaniche di precisione, stesse eseguendo dei lavori di manutenzione quando sarebbe stato colto da un malore, probabilmente un infarto. L'uomo avrebbe così perso l'equilibrio e sarebbe caduto a terra sbattendo la testa. La scena davanti ai colleghi impotenti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno provato a lungo a rianimarlo, ma purtroppo per Simone Nicolini non c'era più nulla da fare. Resta da chiarire se a causare la morte dell'uomo sia stato il malore o la caduta. Rimane però il dolore per la morte improvvisa di Simone. Una tragedia che ha sconvolto tutta la BFR e la frazione di salute di Livenza, dove il quarantenne viveva con la moglie e le 2 figliolette. È a loro che ora va il pensiero di tutti, a loro che questa mattina avevano salutato Simone senza sapere che non l'avrebbero mai più rivisto tornare. Continuiamo con la cronaca. Inchiesta della Guardia di Finanza di Pordenone sulla manodopera illegale. 28 aziende venete coinvolte, gli operai reclutati tra stranieri e lavoratori del Sud Italia. Le società di partenza sarde erano fittizie, i lavoratori, oltre 1 migliaio, reclutati come manodopera illegale, decisamente no. Il cervello del sistema che ha portato la Guardia di Finanza a scoprire un vasto giro di caporalato, emissione di fatture inesistenti e riciclaggio in tutto il nord Italia era un pregiudicato per reati finanziari residente nel Pordenonese, ma quasi tutte le 37 aziende che usufruivano illegalmente di questi lavoratori si trovano in Veneto. Ben 17 nella Marca Trevigiana, 6 nel Veneziano, 3 nel Vicentino, 2 nel Padovano. 28 realtà manifatturiere i cui rappresentanti legali sono tutti indagati. Il sistema scoperto dalle Fiamme Gialle friulane consisteva in falsi rapporti di appalto e subappalto con società fittizie intestate a prestanome, sulle quali venivano fatti convergere gli obblighi fiscali e contributivi della manodopera. Successivamente, questi lavoratori formalmente impiegati alle dipendenze di società inesistenti sarde venivano poi, mediante degli appalti dissimulati, impiegati dal punto di vista fattuale presso le aziende in cui erano a tutti gli effetti dipendenti. Manodopera illegale, anche se non ridotta in schiavitù. Le paghe erano di mercato, il problema è che questi lavoratori, in cerca disperata di un'occupazione, si trovavano senza alcuna tutela contributiva, fiscale, previdenziale e assicurativa. Certo, il danno nei confronti dei lavoratori comunque è evidente, non a caso erano lavoratori soprattutto che provenivano dall'est Europa o dalle regioni del sud Italia. Le aziende che li impiegavano emettevano fattura alle società intermediarie detraendo l'IVA. Queste ultime venivano quindi messe in liquidazione o lasciate inattive e sostituite con altre delle medesime caratteristiche. In tutto 59 persone indagate con 1057 posizioni illegali riscontrate e fatture per operazioni esistenti per circa 21 milioni di euro. Ed ora torniamo a parlare del gravissimo incendio che ieri ha distrutto la 1002, l'azienda che produce arredo bagno a Riese Pio X. Dopo la grande paura rimangono i danni ingentissimi provocati dalle fiamme, si parla di milioni di euro e 40 posti di lavoro a rischio. Immagini e suoni che qui a Riese si faticherà a dimenticare. Le fiamme alte, il fumo denso e nero che in un attimo ha avvolto il cielo. I vigili del fuoco hanno lavorato ininterrottamente per 24 ore per terminare le operazioni di smassamento, ma anche per tenere sotto controllo qualche piccolo focolaio. A Riese Pio X gli occhi sono puntati su quello che rimane della storica 1002, azienda che produce arredi per bagno, divorata dal vasto incendio scoppiato ieri mattina intorno alle 13. Sotto shock titolari e dipendenti. Al telefono il sindaco di Riese Pio X, Matteo Guidolin. I dipendenti sono andati in pausa pranzo, sono tornati e la vita non c'era più, e capisce quanto sia una cosa scioccante sia per i titolari ma anche per i dipendenti, per le loro famiglie. Noi siamo loro vicini e anche chiaramente a disposizione in questi giorni per tutto quello che di nostra competenza che possiamo fare. Il rogo devastante sarebbe partito da reparto produzione, ieri fermo, in azienda a pochi dipendenti impegnati nell'inventario. I danni sono ingentissimi. Scattato l'allarme sul posto sono arrivati 9 mezzi dei vigili del fuoco con una trentina di uomini che hanno lavorato fino a tarda sera per domare le fiamme. Il timore è stato anche per il rischio di inquinamento. Il sindaco Matteo Guidolin, subito giunto in zona industriale, aveva avvertito la popolazione di non transitare attorno alla fabbrica e di tenere in via precauzionale porte e finestre chiuse. Mi sono sentito con i tecnici dell'ARPAV che escludono
dei problemi di tipo di inquinamento di tipo grave, insomma, chiaramente si tratta di un incendio per cui invitiamo a non andare nella zona dell'incendio, perché comunque non è una cosa sana, però per quanto riguarda il resto dell'area non ci sono problematiche. Questa mattina sono stati effettuati ulteriori prelievi, i risultati saranno disponibili nelle prossime ore. Intanto tutta l'area è sotto sequestro, indagini in corso per chiarire le cause di questo devastante incendio, rimane lo scheletro della 1240 posti di lavoro dal futuro incerto. Cosa succederà dell'azienda trevigiana nessuno al momento può dirlo. Parliamo ora di autonomia, incontro a Roma tra il governatore Zaia e il sottosegretario Bressa, sentiamo. Un buon incontro, produttivo e positivo, e diciamo che ci avviamo verso la firma di questa preintesa quadro, che è già una bella pietra miliare. Un altro incontro positivo, quello tenutosi al Ministero degli Affari Regionali a Roma tra il governatore Zaia e il sottosegretario di Stato Bressa sull'andamento del negoziato per l'autonomia del Veneto. La firma dovrebbe arrivare a breve. Entro prima della presentazione dell'inizio della campagna elettorale. Noi assolutamente non stiamo contemplando interruzioni. Dopodiché arriverà il nuovo governo, il lavoro continuerà e ovviamente ci sarà la preintesa quadro firmata qualche mese prima, che regolerà anche i tempi del lavoro con il nuovo governo. La discussione si è incentrata sulle 5 materie: sanità, lavoro, ambiente, istruzione e Unione Europea, già poste sul tavolo, ma ha annunciato Zaia è solo un primo passo, ci sarà presto un altro pacchetto. Le materie che stiamo trattando, un altro pacchetto di materie, e io spero anche la necessità di mettere tempi certi anche per il lavoro che si farà in futuro, lavoro che magari sarà dedicato ad altri interlocutori governativi. Per quanto riguarda i finanziamenti, il governatore li ha definiti un aspetto fondamentale, precisando che andrà discusso con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dovranno essere rispettosi, ha concluso Zaia, di quello che una regione manda a Roma e che deve tornare sul territorio. Marcio indito della maggioranza sui vitalizi agli ex consiglieri regionali, il taglio sarà confermato anche per il 2018. Come Regione Veneto abbiamo in essere un provvedimento di riduzione della spesa dei vitalizi con un contributo minimale di solidarietà da parte appunto degli ex consiglieri, scadeva il 31 dicembre. Con questo nuovo inizio appunto di attività legislativa del 2018 andiamo a riproporre quel provvedimento per il prossimo triennio, per dare continuità appunto al contributo di solidarietà e per affrontare il tema appunto della questione dei vitalizi in essere. Così la maggioranza prova a mettere fine alle polemiche scattate col cambio di calendario. La proposta di legge dell'ufficio di presidenza è un'inversione di rotta rispetto all'orientamento dei giorni scorsi, quando si parlava di sospendere per un anno il contributo di solidarietà prelevato dalle laute pensioni dei 245 ex consiglieri regionali. Avevamo depositato un'analoga proposta qualche ora prima, fanno sapere dal Partito Democratico. A questo punto andiamo avanti insieme per arrivare all'obiettivo. Non ho nulla da dire sull'argomento, dichiara Aldo Bottin, presidente del coordinamento nazionale degli ex consiglieri regionali e autore di uno sfortunato ricorso giudiziario contro la sforbiciata. Sul tema dei costi della politica è tornato a farsi sentire anche il governatore Luca Zaia, secondo cui è arrivato finalmente il tempo di discuterne in Consiglio regionale, facendo sintesi tra le 6 proposte attualmente ferme nelle commissioni con un disegno di legge unitario. Dichiarazioni che hanno suscitato l'animata reazione del Movimento 5 Stelle. C'è una legge semplicissima di una riga da me depositata 2 anni fa, che dice abolizione totale di tutti i vitalizi. Allora, sono 2 anni che la Lega fa solamente bla 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 e il governatore Zaia ci dice sempre che è il momento buono per farla e poi puntualmente non si fa nulla. Allora, se veramente c'è la voglia di abolire totalmente i vitalizi, prendiamo la nostra legge del Movimento 5 Stelle, la portiamo in aula e in un quarto d'ora li abbiamo aboliti tutti completamente. Ed ora parliamo di municipi che vanno letteralmente in pezzi, puntelli non solo a Castelfranco ma anche a Villorba. Edifici storici o semplicemente datati, di certo immagini di comuni dalle casse sempre più povere. Da Castelfranco a Villorba, puntelli negli uffici municipali. Nel capoluogo della Castellana si è sfiorata tempo fa la tragedia con il crollo del soffitto della segreteria. A Villorba invece il Consiglio Comunale si riunisce in una sala che assomiglia a un cantiere. I soffitti stanno cedendo, quindi li abbiamo messi in sicurezza ancora prima dell'estate e stiamo già provvedendo un pezzo alla volta a sistemarlo. In primo luogo ci interessa garantire la sicurezza di chi in municipio lavora. Senta, ma lavorare con i puntelli di fatto nelle stanze?
è meglio che con i calcinacci in testa. Qui nessun cedimento improvviso, come invece si è verificato a Castelfranco. Mi spiace per il collega Marcon che ha dovuto vivere questo momento, noi siamo stati più fortunati perché i primi segni di cedimento li abbiamo avuti nel garage e quindi siamo corsi ai ripari. Intervento in corso da 200.000 euro e altri ne seguiranno per adeguare l'intero edificio anni 70 e le vicine ex scuola Pastro, una spesa da circa 800.000 euro. A Castelfranco la struttura è stata per ora solo messa in sicurezza. Laddove il crollo si era verificato abbiamo ripristinato, è stata fatta un'indagine dove sono stati messi in evidenza dei punti più critici, lo scalone d'entrata ad esempio è stato messo in sicurezza per andare a prevenire crolli. Anche qui il conto è salato. La Forbice oggi ci dice ma è ancora prematuro perché dobbiamo approfondire, ma si va da un minimo di 250.000 a un massimo di 500.000 euro per mettere in sicurezza tutto il palazzo municipale. Ed ora torniamo a parlare del caso della signora Giuseppina caduta a terra nel museo di Santa Caterina. L'anziana chiede di avere giustizia, l'amministrazione risponde, vedremo se ci sono delle responsabilità. Facendo la parte del chiostro che dai bagni porta verso l'uscita, a un certo punto c'è un gradino che non si vede e io ho fatto un volo, ho planato come fosse un aereo. A raccontarci ieri quanto accaduto la signora Giuseppina. L'anziana, dopo la rovinosa caduta, quasi un anno fa, non si è più ripresa, dolori continui ed una grave infiammazione ad una gamba. Insomma, quella che doveva essere una giornata serena si è trasformata in un incubo. L'anziana vuole giustizia. La risposta arriva dall'assessore ai lavori pubblici Ofelio Michelan. Il gradino sul quale è inciampata la donna è stato sistemato. Adesso noi abbiamo fatto l'evidenziatore al gradino, abbiamo messo una transena con la corda e un cartello attenzione al gradino. Altro non si può fare, dice l'assessore. Non possiamo fare altro che questo perché una struttura non è un magazzino, è Santa Caterina, cioè il nostro museo, per cui abbiamo delle regole anche noi da rispettare, non possiamo fare altro, non possiamo illuminare bucando muri e cercando di mettere altre strutture a quelle che abbiamo già messo oggi. Ma la signora Giuseppina non intende fermarsi e vuole sapere di chi sia la responsabilità. Per quanto riguarda la signora Giuseppina, dico le mie porte, lei lo sa, sono sempre state aperte e sono aperte. Se c'è bisogno che gli diamo una mano per istruire una richiesta per l'assicurazione, siamo qui a disposizione. Sulle responsabilità non si sbilancia, stiamo valutando, dice. Intanto dall'incidente è trascorso già un anno. Lo dico ad Antenna, lo spazio dedicato a voi, segnalateci disagi, interverremo, lo potete fare con un sms o via WhatsApp al 351 1755 340 oppure con una mail a redazione @antenna3.it oppure ancora con una telefonata o lasciando un messaggio alla segreteria allo 0422 02 30 898. La vicenda dei 14 milioni destinati ai quartieri di Treviso e bloccati dalla burocrazia sembra essere arrivata una soluzione grazie ad un'azienda privata che si è messa a disposizione di Casugana dicendosi disponibile a donare la progettazione definitiva delle opere di riqualificazione del quartiere di Santa Maria del Rovere e delle attività utili a sbloccare il finanziamento. Soddisfatto il sindaco Giovanni Manildu, un gesto risolutivo, contiamo infatti in questo modo di bypassare il potenziale stallo di cui si è parlato nei giorni scorsi. Fa veramente pena, poi ha aggiunto il primo cittadino, leggere le opposizioni che godono a gufare perché Treviso perda 14 milioni di euro, altro che aver vantato un successo in chiave elettorale. Sono loro che ormai sono così disinteressati al bene di Treviso e dei trevigiani da tifare contro la città e perché non arrivino le risorse per diventare sempre più grandi e più forti. Una brutta pagina di una politica, dice, vecchia. Giovedì mattina a Treviso ci sarà l'ennesimo sfratto esecutivo, una famiglia che con tutta probabilità finirà al Ferro Hotel condividendo gli spazi con una cinquantina di migranti, una situazione insostenibile denunciata dal consigliere del PD Maristella Caldato che accusa la giunta di immobilismo nella gestione delle abitazioni di proprietà comunale. Sentiamo. Questo è un grido d'aiuto affidato ad una lettera mandata a tutti e che al momento non ha ottenuto alcuna risposta.
È quello lanciato da una famiglia trevigiana che giovedì mattina verrà sfrattata e andrà ad incrementare la lista di quanti stanno già condividendo uno spazio dove vivere con una cinquantina di migranti ospitati al Ferro Hotel di Via Dandolo. Una situazione denunciata dal consigliere Caldato con parole di fuoco nei confronti di Cassugana. Non possiamo sistemare, profughi che già ci sono, con i loro bisogni, con le loro esigenze, e famiglie di sfrattati dove ci sono minori, anziani e donne, perché le esigenze di vita delle due categorie, profughi e sfrattati, sono completamente diversi. E questo mentre il Comune dispone di spazi inutilizzati. Serve uno sforzo straordinario per trovare una sistemazione, soprattutto un piano di intervento rispetto ad oltre i 100 alloggi di proprietà comunale che sono sfitti. L'amministrazione comunale Manildo, secondo me, ha fallito totalmente nella programmazione dell'edilizia abitativa. Ancora più pesante il giudizio sull'utilizzo delle risorse ricavate dalla vendita Save. A fronte di 25 milioni di euro avuti dalle azioni Save, non è ammissibile che gli interventi principali riguardino solo attività sportive e costruzioni di palestre. Non è un bisogno primario, come invece è il bisogno della casa. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, ma torneremo in studio con altri servizi e notizie. Siamo tornati nuovamente in studio, nuove polemiche intorno al reparto di geriatria del Cafoncello, ad innescarle stavolta la CGIL. Il reparto di geriatria del Cafoncello non smette di far discutere, nemmeno ora che vi è stata la tanto attesa inaugurazione. Ed è proprio il taglio del nastro al centro delle polemiche con Ivan Bernini, segretario generale Funzione Pubblica CGIL Treviso, che afferma come, dopo l'inaugurazione del 2 gennaio, con le stanze rimodernate e fotografate con i letti, ora siano tornate vuote. I letti delle fotografie, spiega Bernini, sono ritornati ai reparti di appartenenza. Si tratta di un falso problema, gli ribatte il direttore generale dell'Usole 2, Francesco Benazzi. Avevamo sin da subito chiarito come stavano le cose. Avevamo deciso di fare questa scelta, di aspettare gli arredi nuovi e quindi mettere le persone con gli arredi nuovi, per cui questi arredi arriveranno il 15, per cui il 15 sposteremo le persone. A telecamere spente però, continua Ivan Bernini, restano solo stanze vuote, senza letti e senza degenti, e con la sensazione che ancora una volta diventi prioritario ostentare quello che ancora non c'è e far credere che sia tutto rientrato nella normalità. Quindi abbiamo fatto l'inaugurazione perché era libero, abbiamo anche detto che i letti, lo abbiamo detto ai giornalisti, che i letti arrivavano entro il 15 perché le ditte chiaramente erano giustamente in ferie. Ma Bernini si spinge oltre, chiedendosi perché i pazienti che dovrebbero essere accolti nel reparto siano appoggiati altrove, addirittura nelle specialità chirurgiche. 28 posti facendo i lavori sono stati ovviamente levati perché stiamo facendo i lavori e quindi è chiaro che solo 28 sono appoggi per forza. A questo poi si aggiunge il problema del picco influenzale, spiega ancora il direttore Benazzi, che mai come quest'anno sta portando ad un aumento considerevole degli accessi all'ospedale e questo ci ha costretti a mettere pazienti in appoggio nei reparti chirurgici dove ci sono posti letto a disposizione. 45 persone in accettazione al pronto soccorso in più rispetto alla normalità, quindi è chiaro che noi dobbiamo dare risposte ai cittadini che stanno male, dobbiamo evitare che i cittadini possono avere complicanze, per cui li ricoveriamo. Visto la carenza di questi 28 posti, siamo costretti anche, ovviamente, a mettere posti letto in appoggio. Automobilisti sempre più distratti alla guida, questa è una delle cause maggiori degli incidenti, il bilancio della Polizia Stradale. Gli automobilisti sono sempre più distratti alla guida. I dati raccolti dalla Polizia Stradale di Treviso parlano chiaro. Su 7 fuoriuscite di strada si sospetta che in più di qualche caso a provocarle sia stata la disattenzione, l'uso dello smartphone e le cinture non allacciate. Ferme restando ovviamente le condotte di guida sbagliate dovute a alcol o sostanze stupefacenti o alla velocità, però quello che si nota è un aumento degli incidenti privi di questi elementi e che quindi sono necessariamente ascrivibili alle distrazioni. Cellulari in mano molti? Sicuramente, anche se noi non possiamo dimostrarlo perché arriviamo ovviamente per ovvie ragioni a cose già fatte, ma è evidente che nella maggior parte di questi casi è fortemente probabile
stabile l'utilizzo del cellulare. Nel 2017 sono stati 1.200 i sinistri, ben 99 in meno rispetto al 2016. Sono calati del 23% gli incidenti mortali, 24 con 26 vittime. Nel 30% dei casi i conducenti delle auto coinvolte nelle tragedie della strada sono risultati positivi a droga e alcol, un terzo non indossava le cinture di sicurezza. Un anno questo significativo, ha spiegato il comandante, soprattutto le numerose iniziative sulla sicurezza stradale. Abbiamo superato le 12.000 persone raggiunte con iniziative di educazione stradale e di sicurezza stradale, quindi oltre ai soliti progetti ministeriali di Icaro e di Biciscuola che sono rivolti agli studenti, siamo riusciti a raggiungere migliaia di cittadini attraverso iniziative come ad esempio quella a Conegliano al centro commerciale Conè. Nell'anno appena concluso sono state ritirate 562 patenti e 323 carte di circolazione, con ben 20.700 punti complessivamente decurtati. Non solo, Polstrada è impegnata anche sul fronte di polizia giudiziaria, in particolare l'attività investigativa svolta sulla provincia di Treviso in materia di riciclaggio di veicoli di illecita provenienza, truffe e di illecito conseguimento di patenti di guida, ha portato complessivamente alla denuncia all'autorità giudiziaria di 21 persone in stato di libertà. Inoltre nel 2017 sono stati sottoposti a controllo amministrativo 40 attività commerciali, tra cui autorivendite, officine meccaniche e carrozzerie. L'attività durante questi controlli ha portato alla denuncia di 5 persone per reati specifici in materia di commercio di veicoli usati che ribassavano il chilometraggio dei veicoli messi in vendita e la contestazione di 26 contravvenzioni per un importo complessivo superiore ai 16.000 euro. Siamo al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospiti in studio Massimo Candura, segretario della Lega Nord di Treviso, e Graziano Azzalini, consigliere regionale del Partito Democratico. E questa era proprio l'ultima notizia, io vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Prevale un tempo asciutto e stabile sulle nostre regioni, tuttavia con molte nubi. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Vediamo il dettaglio dell'11 gennaio. Sul Veneto tempo prevalentemente stabile, dunque asciutto, ma anche con un cielo che si presenterà parzialmente o irregolarmente nuvoloso, a tratti anche coperto, specie su Bellunese e Veronese. Le temperature massime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori minimi tra 3 e 7 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione il tempo risulterà asciutto un po' su tutti i settori, con ampie schiarite soleggiate, sia pure con presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, valori minimi tra 4 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile, il cielo infatti si presenterà irregolarmente nuvoloso su tutta la regione, a tratti anche coperto, specie sui confini altoatesini, ma dunque senza fenomeni degni di nota. Temperature massime tra 3 e 9 gradi, minime tra -2 e 3 gradi. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Per ora dal meteo è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.